più d'una, ci sono già dei colloqui in corso, ovviamente poi quando si realizzeranno lo comunicheremo, però ci sono diverse aziende e penso che nel giro di pochi mesi già una grandissima azienda giapponese collaborerà, nel senso, no, perché poi non dipende solo da me, perché collaboro ovviamente con imprese presenti sul territorio. La Regione ha già avviato interlocuzioni in chiave di crescita economica e investimenti con almeno una importante grande azienda giapponese. La futura collaborazione è stata svelata dal governatore del Friuli Venezia Giulia a margine dell'incontro per presentare la partecipazione della Regione alla prossima esposizione universale di Osaka in Giappone, pronto a ospitare circa 30 milioni di persone. Dal 27 aprile al 3 maggio il Friuli Venezia Giulia avrà a disposizione una serie di spazi dedicati all'interno del padiglione Italia, nei quali verranno valorizzate le eccellenze del nostro territorio. Il viaggio in Giappone è anche un'occasione, come detto, per intrecciare nuovi rapporti commerciali. Sì, penso che rafforzare legami con i partner strategici sia fondamentale di questi tempi. Abbiamo visto, diciamo, il rischio che c'è nell'incertezza e il Giappone è sicuramente uno di questi partner, particolarmente poi per la nostra regione, perché penso a tutte le rotte logistiche via mare, il Giappone può rappresentare e rafforzare una tratta molto importante che è quella che parte appunto dal Far East e arriva al porto di Trieste per poi entrare nel centro e sud Europa attraverso il Friuli Venezia Giulia. Insomma, visti i tempi che corrono, meglio guardarsi attorno. Federica, in ogni caso, rimarca l'importanza di continuare le relazioni con partner strategici oltre il pericolo dei dazi. Importante è non utilizzare diciamo, la rissa per risolvere il problema, ma sedersi con un partner fondamentale per l'Italia e l'Europa, che sono gli Stati Uniti, negoziare, parlare, trovare delle soluzioni. Bisogna ovviamente fare il più di tutto per evitare i dazi, perché le nostre imprese sono a rischio e gli Stati Uniti rappresentano un mercato importantissimo.